Cari amiche e cari amici della Tenda TV, ben ritrovati. Nuova puntata di Penna Nera, la rubrica che vi racconta il mondo degli alpini della sezione di Vittorio Veneto. È una puntata particolare, quella che ci apprestiamo a vivere insieme, perché sarà l'ultima puntata in compagnia del presidente sezionale Francesco Introvigne, che saluto e ringrazio ancora una volta per essere qui nei nostri studi. Ben ritrovato. Grazie a voi, grazie a tutti gli amici telespettatori della Tenda TV, agli alpini e ai cittadini. Introvigne, sappiamo, lo abbiamo detto più volte, ma ormai la data si sta avvicinando, si va a concludere il suo mandato da presidente, giusto? Beh sì, pare ieri, ma era il 6 marzo 2016 quando sono stato eletto 13° presidente della sezione alpini di Vittorio Veneto a Cison di Valmarino. E già sono passati quasi 9 anni, mancano pochi giorni perché il 16 marzo prossimo con l'assemblea sezionale ordinaria dei delegati che faremo a Tarso all'Auditorium Banca Prepi San Biagio si concluderà il mio mandato e verrà eletto il mio successore. Eh sì, e quindi ci sarà l'occasione in quella data e nei giorni successivi di parlare dell'elezione del nuovo presidente, ma in questa puntata noi vogliamo ripercorrere un po' quella che è stata la storia di Introvigne nella sezione ANA di Vittorio Veneto, quindi il mandato lungo 9 anni di presidenza di Francesco Introvigne, e Introvigne, se è d'accordo, lo facciamo attingendo dal nostro archivio e quindi andiamo a ripercorrere un po' questi anni. Lei si è insediato nel 2016, giusto? Certo, sì. E quindi da allora ne è passata di acqua sotto i ponti, potremmo dire. Tante sono state le avventure che lei ha vissuto a capo della sezione ANA di Vittorio Veneto. Che cosa ricorda proprio dei primi mesi alla guida della sezione? Beh, innanzitutto come premessa, ecco, devo dire che io sono stato eletto a seguito delle dimissioni anticipate di un anno da parte del mio predecessore Angelo Buiz, proprio concordate per far sì che entrassi subito nel comitato organizzatore della Dunata 2017, poi la Dunata del Piave di cui parleremo dopo, e di conseguenza ecco, poi cominciato in salita il mio percorso, il mio impegno, 9 anni ecco, tosti, con tante iniziative, anche tanto sacrificio, tante rinunce, ma anche tanti bei risultati. E quindi il 2016, da marzo in poi, per me, che ero un neofita, nel senso che sono entrato in sezione senza avere precedenti incarichi, mandati da consigliere o quant'altro, è cominciato anche con, come dire, con la preoccupazione, con la titubanza, con quello spirito anche così di apprendistato per affrontare al meglio le varie situazioni. Devo dire che nel mio sondaggio ecco, pre-elezione, che ho ovviamente condotto per capire, per cercare anche di immaginarmi se all'altezza o meno, ecco, sono stato in certo qual modo, insomma, messo non proprio, non mi è stato messo tutto in luce quella che era la reale effettiva situazione, non tanto in una situazione negativa, ma quanto per i problemi e le tematiche che avrei poi dovuto affrontare. Per cui il 2016 è stato l'anno della propedeutico proprio ecco, a fare il presidente con tutti i crismi che il ruolo necessita. Possiamo dire che le è cambiata un po' la vita dal 2016 a Mi è cambiata la vita non tanto per l'assunzione di responsabilità, perché avevo avuto altre importanti esperienze nel corso della mia vita, ma quanto per la qualità e quanto per le tematiche ecco, che erano sostanzialmente a me nuove.
Così nel 2016 faceva riferimento in Trovigne pochi istanti fa alla grande adunata del Piave che ha avuto luogo nel 2017. 4 sezioni che si sono unite per organizzare l'adunata nazionale di Treviso. Andiamo subito a vedere in estrema sintesi alcune immagini direttamente dal 2017. Speciale adunata, speciale Treviso 2017, ormai ci siamo. Buonasera, un cordiale saluto a tutti i telespettatori della Tenda TV. Noi cominciamo oggi questa grande avventura che abbiamo preparato da tempo, da un anno a questa parte, grande avventura che ci porterà domenica a concludere con la grande sfilata dell'adunata del Piave. A piedi la piuma sul cappello, lo zaino a far dell'atoio, il vino, l'albile È domenica 14 maggio e ci apprestiamo a raccontarvi la giornata conclusiva della 90ª adunata nazionale degli alpini, che sta vedendo una partecipazione record. Oltre 80.000 gli alpini che stanno sfilando, applauditi dai tantissimi trevigiani assiepati lungo le strade del capoluogo della Marca. Come sta andando questa adunata qui di Treviso, un'adunata che abbiamo in casa quest'anno? Nel migliore dei modi, non poteva essere diversamente. Ieri abbiamo portato giù il roso, il mulo nell'esercito, ultimo mulo della storia dell'esercito, 38 anni, nato nel 1979. sul cappello che noi portiamo. Guarda, ti dico sinceramente che io ogni volta che faccio un'adunata, mentre sfilo mi vengono le lacrime agli occhi. È un'emozione veramente grande e sono contento di partecipare a queste adunate. Vi state preparando a sfilare, poi ci sarà anche il bandierone, giusto? Sì, siamo tutti pronti per il bandierone. Il bandierone sarà una bella prova perché abbiamo tutte nuove leve, abbiamo ingrandito il gruppo per cui abbiamo tanti giovani, una bella soddisfazione. Ecco, allora un saluto agli amici che ci stanno guardando sulla Tenda TV. Ciao, ciao! Viva Vittorio! della vittoria. Là il prossimo anno andremo a commemorare e ad onorare il 100° anniversario di conclusione della Prima Guerra Mondiale.
quanto orgoglio, quanta tensione e quanta passione nell'organizzare il prossimo terzo raggruppamento, quanto orgoglio e passione nel pensare alle commemorazioni del centenario, quanta caparbietà e volontà da parte del suo presidente e del suo consiglio direttivo nel dare un senso e un valore a questa squadra allargata, a questa adunata del Piave, del Montello e del Grappa. Bilancio assolutamente positivo. Abbiamo dato il meglio di noi stessi con l'aiuto di tutte le 4 sezioni che hanno partecipato a questo grande evento. Abbiamo dato dimostrazione di unità, di solidità, abbiamo dato speranza al futuro sull'esempio di quello che è stato il nostro passato. Vittorio Veneto, città della vittoria, non passa mai inosservata, commuove i cuori, è un segno importante che fa ritorno a 100 anni or sono. In Trovigne ho visto che guardava con nostalgia queste immagini. Emozioni forti. Beh, innanzitutto ho osservato, a cominciare dalla mia pelle molto più luisie e giovanili. Insomma, beh, 9 anni sono passati, però ricordo ancora come fosse ieri questa grande e bella avventura straordinaria. Oltre agli 84.000 sfilanti, ecco, 650.000 le presenze, una dunata che è stata la prima costruita con la compartecipazione di 4 sezioni, un esempio nazionale, poi in parte anche imitata questa, e insomma a cominciare, ecco, dal coinvolgimento appunto di tutto il territorio. Abbiamo visto, noi avevamo assegnato anche nelle fasi iniziali andare a rendere gli onori ai 4 sacrari più importanti del nostro territorio. Noi eravamo a quello di Nervesa della Battaglia, come abbiamo visto, e poi insomma tutte le grandi altre attività, una grande partecipazione, una grande soddisfazione, perché a fronte di tanti sacrifici, di tanto sforzo, di tanto lavoro e di tanti anche investimenti finanziari, c'è stato un riscontro notevolissimo e apprezzato da tutti. Quindi un bel ricordo in quell'anno, in quel 2017, tante emozioni, ma io mi ricordo che già alla dunata del Piave del 2017 faceva bella mostra lo stand di Vittorio Veneto, che andava a pubblicizzare il raduno Triveneto dell'anno successivo, del 2018, lo ricordiamo, anniversario centenario della fine della Grande Guerra. Vittorio Veneto protagonista di numerosissimi raduni delle associazioni d'arma, tra cui quello del terzo raggruppamento degli Alpini in Trovigne. Dobbiamo tener conto che il raduno del terzo raggruppamento, in gergo per noi Triveneto, è la seconda manifestazione per importanza, dimensioni e numeri a livello nazionale dopo la dunata nazionale stessa, per cui richiede uno sforzo notevole e che ha similitudini e paragoni con la dunata nazionale sostanzialmente, per cui l'impegno è stato notevole. Un lavoro certosino per affrontare tutte le varie tematiche, situazioni e anche problematiche a cui siamo riusciti a dare risposta pressoché a tutto. Grande sforzo organizzativo, dicevo, coinvolgendo tutti i nostri 19 gruppi, le 11 amministrazioni comunali del nostro territorio, gli enti locali, a cominciare dalla regione, e insomma abbiamo preparato per bene ed abbiamo avuto un grosso risultato poi finale. Allora ricordiamo, e i nostri telespettatori più affezionati se lo ricorderanno la miriade, devo dire, di eventi di Aspettando il raduno Triveneto, quindi veramente hanno scandito i giorni e le settimane praticamente da fine 2017 poi fino a giugno 2018.
era impossibile per ragioni di tempo raccontarle tutte, però uno degli eventi più significativi è stata l'esercitazione della protezione civile. Andrei a vedere queste immagini e poi arriviamo proprio al raduno vero e proprio. E abbiamo visto in Trovigne anche in questo caso tante attività, proprio gli alpini all'opera, la protezione civile al lavoro, l'esercitazione appunto della protezione civile, anche in questo caso tanti ricordi. È stato un grande evento, una grande esercitazione, una delle 18 che abbiamo fatto e non sono poche, col coinvolgimento di tutta la protezione civile del terzo raggruppamento, ma anche con interventi esterni, che ha interessato pressoché tutti i comuni, quasi tutti gli 11 comuni del nostro territorio, quindi anche la vastità e la diffusione sul territorio. Noi, come dire, abbiamo cercato di cogliere le indicazioni che ci sono state date dalle varie amministrazioni, dai vari sindaci, le abbiamo programmate e abbiamo poi operato su tutti questi luoghi e queste situazioni qua. Vittorio Veneto in particolare ricordo l'intervento fatto nei pressi del castello vescovile che era appunto ci era stato indicato. Quindi un grande sforzo, grande organizzazione, ma avete visto anche le immagini, anche lo stendere il grande bandierone sul Monte Mercantone di 400 metri quadrati con le squadre alpinistiche non è stato così scontato e facile, però ha fatto bella vista e ha mosso i cuori per tutta la durata dell'evento stesso. Sì, quindi anche quello insomma ha lasciato il segno. Ma veniamo al raduno Triveneto, 3 giorni molto intensi, anche in questo caso riassumere il tutto è sempre complicato. In 2 minuti, sempre con il 33, l'inno degli alpini a farci da sottofondo, proviamo a vedere in rapidissima sequenza le immagini più belle del raduno del terzo raggruppamento a Vittorio Veneto. Mostra la forza e il
in Trovigne devo dire che sta fregando anche me un po' questa puntata, perché rivedere tutte queste immagini crea un certo effetto in Trovigne. Indubbiamente sì, insomma, sono emozioni forti vissute, ma io mi sto domandando, vedendo scorrere le immagini, come abbiamo fatto a trovare tutte le risorse e le energie necessarie a far fronte a tutto questo, eppure l'abbiamo fatto. Portare a Vittorio 150.000 presenze in 3 giorni non è stato assolutamente facile, ma ci siamo riusciti. Io credo sia l'evento più grande della storia della nostra città in assoluto. Però siamo venuti e abbiamo fatto le cose per bene. Ricordiamo anche che il nostro evento, il raduno, era inserito nel contesto dell'anno del centenario della fine della Grande Guerra e dentro a tante altre manifestazioni a livello diciamo di portata nazionale di altre sezioni d'arma e quant'altro, per cui insomma è stato veramente un anno di che passerà alla storia. Poi vedendo le immagini, insomma, qualche flash c'è tanta emozione, perché a vedere di Roso, di cui magari parleremo dopo, è la storia sua, ma la staffetta, lo spettacolo teatrale, la mostra storica, la sfilata lungo il viale della Vittoria, il passaggio degli aerei storici, e poi tutto ciò, la presenza appunto delle massime autorità, del governatore Zaia, del Consiglio Direttivo Nazionale, del Labro Nazionale, il collegamento diretto con il Libano, dove era in servizio in missioni di pace il 7° Reggimento Alpini, comandato allora dal colonnello Antonio Rivella, che peraltro adesso è addetto militare presso la nostra ambasciata in Angola, per dire, quindi ecco, sono tutte cose che siamo riusciti a fare. Ecco la grande ammassamento a mezzanotte la sera per sentire l'inno degli italiani a mezzanotte in Piazza del Popolo. Le foto da sole parlano di cos'è stato quel momento là. E insomma, direi che in tutti, se me lo permettete, ecco, abbiamo fatto un gran lavoro. Non voglio dirci bravi, ma insomma, abbiamo fatto questo grande regalo alla città per la sua storia, per i valori che rappresenta, ma anche per quello che è il nostro, come dire, quelli che sono le nostre vive aspirazioni di dare testimonianza, di far memoria e ricordo. Prima di emozionarci, proseguiamo e arriviamo al 2019. Citava in Trovigne qualche istante fa Iroso. Nel 2019 ci sono stati 2 momenti che hanno riguardato Iroso. Partiamo dal primo, poi facciamo una carrellata di eventi che hanno avuto luogo in quell'anno, tra cui anche l'inaugurazione della sede della protezione civile a fianco alla sede sezionale, quindi vicino alla stazione ferroviaria, e poi passeremo per la Dunata di Milano. Italia se ne sta. Antonio De Luca, oggi una grande giornata, il compleanno di Iroso. È una giornata grandissima oggi, facciamo festa per Iroso. La storia di Iroso l'ho comperato all'asta per togliere una brutta fine ai macellai. E appunto abbiamo fatto la lotta e l'ho pagato 1.250.000 lire. Iroso è un'istituzione per noi e soprattutto devo ringraziare Tony De Luca e tutti gli alpini per il grande salvataggio identitario che abbiamo fatto, anche il grande segno di umanità, perché spesso si parla di animalismo. Tony De Luca li ha salvati assieme agli alpini, li ha salvati dal macello questi muli. Se l'aspettava tutto questo entusiasmo oggi per festeggiare un amico mulo?
In queste forme e dimensioni assolutamente no. Era un evento che dovevamo celebrare, che doveva vedere la nostra presenza e quella dell'associazione, ma sta prendendo, come dire, un risvolto straordinario. Va al di là delle dimensioni della nostra sezione e direi anche ormai del territorio nazionale. Ci troviamo qui oggi tutti per una circostanza singolare e particolare. Diamo il benvenuto alla protezione civile della nostra sezione, coordinata da Francesco De Martin, che dopo una lunga diaspora qui trova dimora stabile, a fianco della casa madre sezionale, inaugurata appena 5 anni or sono. Realizziamo così un altro grande sogno, coltivato per tanto tempo, non certo senza difficoltà, ma senza mai demordere. Gli alpini, si sa, hanno la testa dura, non mollano mai. Eccoci qui, domenica mattina, siamo in diretta da Milano. Buongiorno a tutti, sta andando benissimo. Siamo qua perché onoriamo 100 anni di coraggioso impegno, i 100 anni della nostra storia di associazione che proprio qui è nata l'8 luglio 1919, per cui dovevamo esserci. È una città che si mette a festa, ovviamente solo nella parte centrale perché questa è una metropoli. La donata la facciamo noi, siamo in tanti e noi onoriamo questo appuntamento. A voi signore e signori, come promesso, la sezione di Vittorio Veneto, la città della vittoria. E con queste immagini della Dunata di Milano rientriamo in studio, puntata speciale di Penna Nera dedicata così a una sorta di riassunto degli anni di presidenza di Francesco Introvigne nella sezione ANA di Vittorio Veneto. Allora questo 2019 che abbiamo ripercorso? Beh, non possiamo certo dire che non siano mancate le occasioni e gli impegni nel 2019 come abbiamo visto, e questi sono i principali ovviamente, ma anche qua secondo la nostra tradizione, insomma. Ma ricordiamo appunto alcuni passaggi fondamentali della nostra vita estiva. L'inaugurazione ad aprile, il 13 aprile, della sede della nostra unità di protezione civile, da tanto aspettata. Finalmente è arrivato quel risultato, abbiamo visto anche con quale forma celebrativa l'abbiamo fatto. Poi l'anno della celebrazione dell'epopea di Roso attraverso il suo compleanno, i 40 anni equivalenti ai 120 anni umani, la sua partecipazione agli eventi e poi anche la sua morte, del generale Iroso, come ha battezzato Zaia, il nostro governatore,
verso il quale è stata anche composta una canzone del coro Ana di Oderzo, del quale poi abbiamo portato al DOS Trento, che è il Museo Nazionale del Tripoli Alpini, lo zoccolo, con inciso appunto il numero di matricola, 212. Poi tanti altri eventi, insomma, che ci hanno riempito tutto l'anno, insomma, con grande sforzo, torno a dire, ma anche con grandi risultati. E poi ricordiamo nel 2019 anche l'udienza da Papa Francesco, per esempio. Sì, c'è stata la prima udienza delle due che ho avuto modo di avvicinarmi proprio a ricevere e dare la mano a Papa Francesco, emozionante anche quello. Il 2019 era nel contesto, ecco, del dono da parte in particolare della sezione di Venezia, ma con noi presenti anche i colleghi di Padova, il Papa, di una copia dell'icona della Madonna del Don, che è proveniente, ecco, dalla Russia, è conservata nella Basilica, sì, nella cappella gestita dai frati a Mestre. E anche quello un momento importante assolutamente. Questa è la nostra storia, la viviamo al meglio, io direi di averla vissuta sinceramente alla grande. In Trovigne, per quanto riguarda il 2020, ovviamente sappiamo che nel 2020 è arrivata la pandemia, è arrivato il Covid, più volte abbiamo raccontato, gli alpini si sono trovati da una parte, ovviamente come tutti quanti, a sospendere qualsiasi tipo di attività, dall'altra a porsi al fianco delle autorità civili, sanitarie, per gestire alcuni punti di raccolta, eccetera. C'era la questione delle mascherine, dei tamponi, quindi gli alpini, diciamo, da una parte si sono fermati, dall'altra si sono messi a disposizione delle autorità, no? In Trovigne. Beh, certo, bloccati subito come tutti da questa tragedia mondiale che più o meno tutti ci ha toccati, anche con gli affetti più cari, come è capitato anche a me con la perdita della mamma. Diciamo chiusi in casa, ma per poco tempo, perché siamo stati in qualche modo allertati e chiamati a svolgere importanti servizi fin dai primi momenti in cui si è cercato di far fronte al meglio a questa pandemia. E ricordo ad esempio, soprattutto con l'attività della protezione civile, ma anche appunto di alcuni di noi, l'apertura ad esempio dell'ospedale, riapertura dell'ospedale a Valdobbiadene, dove è stato centro appunto di cura e di ricovero, ma la consegna delle rate alimentari nelle abitazioni di indigenti, di coloro che non avevano altre possibilità, ma poi più avanti l'apertura dei mercati, dei centri di raccolta dei solidi urbani, perché bisognava disciplinare, bisognava contingentare, certo. E insomma un grande comunque impegno, ecco l'apertura di mercati. Io ricordo, ecco, aver prestato servizio qui in piazza 25 aprile a Vittorio Veneto, un grande impegno, ripeto, commisurato alla possibilità e alla necessità, ecco, di rispondere al meglio possibile, e secondo anche tante incognite, perché poi la situazione non era sempre così chiara, così limpida, i rischi erano sempre grandi da quanto si prospettava, l'uso delle mascherine, dei presidi individuali e quant'altro, insomma, vabbè. Siamo poi con fatica usciti, ma ecco, anche con acciacchi e con traumi. In Trovigne, mentre parlava, io ho proposto alcune immagini, perché alcuni momenti, diciamo, celebrativi di ricordo sono comunque rimasti in auge, ma appunto stavo mostrando pochi istanti fa, magari tra poco, ecco qua li rivedremo, un raduno al Bosco delle Penne Mozze. Guardate quanta poca gente rispetto, diciamo, alle immagini a cui siamo abituati, il distanziamento, le mascherine e qualche momento comunque di ricordo, di celebrazione, che è stato comunque mantenuto nonostante il momento di difficoltà.
E certo, nell'assoluto rispetto delle norme, qua vediamo ad esempio il distanziamento, l'uso delle mascherine, ma noi non abbiamo mai mollato a quelle che sono il nostro modo, la nostra fede alpina, il nostro credo, cioè il vivere dei valori di cui ci siamo sempre nutriti, che ci hanno tramandato i nostri padri, ovviamente rispettando le regole che erano dovute da parte di tutti. Noi tra l'altro dovevamo anche dare una sorta di esempio agli altri cittadini. Voltiamo pagina, lasciamo alle spalle il 2020, ovviamente anche il 2021 comunque, lo ricorderete, è stato segnato comunque dalla pandemia, però nel 2021 c'erano anche i festeggiamenti, le celebrazioni per il 90° della sezione di Vittorio Veneto. Ripartiamo nel nostro racconto così con le immagini tratte dall'archivio della Tenda TV, e lo facciamo con un primo momento, tra l'altro molto forte, al cimitero di Ceneda, ancora una volta mascherine, eccetera, sempre un momento di ricordo, per poi passare ad altre attività inerenti ai festeggiamenti del 90° della sezione. Noi, alpini della sezione di Vittorio Veneto, oggi ci ritroviamo in questo luogo ricco di storia per celebrare la 90° adunata sezionale. Stiamo uscendo da un periodo lungo, troppo lungo periodo, da una sorta di letargo che ci ha costretti chiusi in casa, chiusi direi anche mentalmente, chiusi vorrei dire anche spiritualmente. E come canti combatteranno rosso del sangue del nemico altero, il Piave comandò, indietro lo straniero. E il simbolo della nostra storia, l'emblema sotto il quale noi alpini ci sentiamo di stare e per il quale abbiamo dato e daremo ancora il nostro impegno e il nostro sangue, è la nostra bandiera, il tricolore. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Sì! Riposo!
serve la bandiera, su bei monti a guerreggiare, poi là là. Su bei monti che noi saremo, coglieremo stelle alpine, per portarle alle bambine, farle piangere, sospira, poi là là. Su bei monti che noi andremo, pianteremo l'accampamento, brinderemo al reggimento, viva il corpo degli alpini, poi là là. Tu che conosci e raccogli ogni anelito, ogni speranza di tutti gli alpini vivi e in armi, tu benedici ai nostri battaglioni e sorridi ai nostri gruppi, così sia. E con la preghiera dell'Alpino, declamata appunto dal nostro Francesco Introvigne in occasione del raduno presso il Bosco delle Penne Mozze, abbiamo concluso questa clip del riassunto, per così dire, del 2021, quindi le celebrazioni del 90° con tanti appuntamenti e poi la cerimonia solenne al Bosco delle Penne Mozze. Un anno straordinario, il 2021, abbiamo visto alcuni dei momenti forti, ma ce ne sono stati anche altri che non possiamo ricordare, ma faccio un breve cenno. Eravamo ancora in clima di pandemia, ne stavamo uscendo pian piano, tant'è vero che noi abbiamo fatto servizio anche a Vidor, al centro vaccinale, appunto per dare una mano a quanto la nostra società richiedeva e i bisogni che c'erano. Poi una cerimonia singolare a Montaner, la cerimonia dal titolo Un ponte tra Montaner ed Herat. Là i bambini delle scuole elementari avevano raccolto quanto di più potevano per fare omaggio ai bambini di Herat in Afghanistan, dove c'era una nostra missione di pace degli alpini, guidata dal generale Vezzoli, che è venuto poi su a fare la cerimonia. Abbiamo ricevuto l'anno successivo anche la targa ricordo di quella scuola e adesso chissà che fine ha fatto, perché poi la storia ci dice quanto presto cambiano, in quanto poco tempo cambiano le cose e purtroppo anche per quanto ricordiamo ai giorni nostri di male in peggio. Ma poi anche un altro momento significativo a Paspardo, nell'Alta Val Canonica, in provincia di Brescia. Là c'è una sorta di memoriale dei presidenti di sezione, diciamo dire, che hanno lasciato un segno della storia. E noi là abbiamo ricordato il nostro grande Giulio Salvadoretti, con una pietra presa sul monte Marcantone, su cui c'è scritto il suo nome e cognome e poi una pergamena con la sua storia. Un bel momento anche questo, che lascia appunto un ricordo di un nostro grande presidente, direi il più grande di tutti in assoluto fino adesso. Poi appunto siamo arrivati al raduno solenne al Bosco, il primo solenne, e lo sarà ogni 5 anni e quindi il prossimo anno, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose, perché come abbiamo visto là avevamo non solo l'arabaro nazionale, il presidente nazionale, il consiglio direttivo, ma avevamo il generale del corpo d'armata Francesco Paolo Figliolo, che era il commissario straordinario per il Covid, che poi ha fatto la storia anche per altri suoi impegni, l'alluvione nell'Emilia e poi altre cose ancora. Avevamo il generale del corpo d'armata Claudio Berto, comandante delle truppe alpine. Ha celebrato la Santa Messa l'ordinario militare l'arcivescovo Santo Marcianò.
la più alta autorità ecclesiastica d'Italia. Beh, insomma, io direi che più di così non si poteva certo aspettarci, ma non è stato un caso, abbiamo fatto e programmato tutto e per bene. Poi altri aspetti anche di meno conto, se vogliamo, una convenzione con l'Istituto Superiore Marco Casagrande di Pieve di Soligo per la ricerca storica sulla teleferica da Piancansiglio a Cappella Maggiore utilizzata nella Prima Guerra Mondiale, ma poi, e abbiamo visto anche la presentazione a Cisone di Valmarino al teatro, del libro della nostra storia, i 90 anni della storia della nostra sezione di Vittorio Veneto, ricco di contenuti quanto mai prima si era fatto. Insomma, io direi che anche il 2021 ha segnato un grosso impegno e ci ha dato grosse soddisfazioni. E qua diventa un po' ripetitiva la cosa in Trovigne, perché mi sa che ogni anno, insomma, è stato significativo, giusto? Sì. Però andiamo avanti perché abbiamo ancora gli ultimi anni da vedere insieme. 2022 ci limitiamo, diciamo, alle adunate, quindi Rimini, però poi c'è stata la sezionale a Cappella Maggiore. Siamo a Rimini e siamo qui per raccontarvi la 93esima adunata nazionale degli alpini. La sensazione è stupenda. Finalmente dopo 2 anni siamo tornati. Felicissimi, io sono qui da venerdì mattina, un divertimento unico, anche grazie ai consueti valori di fratellanza alpina e condivisione di queste esperienze. Ombra che viene. Ci siamo col cuore, con lo spirito, ci siamo anche con la presenza numerosa, siamo ben rappresentati davvero. Con questa bella panoramica di Cappella Maggiore abbiamo riassunto in estrema sintesi il 2022 in Trovigne, quindi questi i momenti che abbiamo voluto ricordare, ma immagino che mi dirà che oltre a questi ce ne sono stati anche molti altri. Beh sì, ne cito qualche altro, ad esempio la celebrazione del 150° anniversario del Corpo degli Alpini con la staffetta nazionale che ha attraversato tutte le Alpi da ovest ad est ed ha fatto tappa anche a Vittorio Veneto con la Fiaccola della Pace. Ma poi anche il ricordo sempre al Bosco, a Raduno, abbiamo realizzato il busto in memoria di Mario Altarui, che è stato l'ideatore, il pensatore, fondatore del Bosco delle Penemozze. Ma poi a Monaco di Baviera il 4° raduno degli alpini d'Europa, la visita a Dachau. Ma poi un altro aspetto internazionale, il pellegrinaggio a Milovice in Cechia, con ricevimento in Ambasciata d'Italia, con gran sfoggio appunto di autorità e di interventi, ma soprattutto Milovice. Milovice è un cimitero italiano di guerra, della Grande Guerra, dove sono custoditi i resti mortali di 5.276 soldati italiani, alcuni dei quali alpini.
e là appunto c'è parte appunto della nostra storia. Ma poi anche la convenzione con la famiglia Luccheschi di Colle Umberto, dove abbiamo dato definitiva collocazione al reparto Salmerie, quindi con la convenzione per l'utilizzo dell'immobile addetto appunto a Stalla. Ma poi a fine anno un'altra bella esperienza a livello nazionale a Ragogna, in terra friulana, le riprese di Rai Linea Verde con l'intervento del nostro reparto Salmerie sui sentieri della Grande Guerra. E poi anche, da ultimo, ed è ancora in corso, una convenzione con l'associazione Conegliano Valdobbiadene nelle colline del Prosecco per le attività inerenti il sentiero Vidor Vittorio Veneto di 61 km, compresa la variante, sul quale noi abbiamo posto la tribellazione e di seguito poi abbiamo anche concordato la manutenzione ordinaria. Beh, insomma, insieme a tanto quanto abbiamo visto, un riferimento solo a Udine, sia alla Dunata Nazionale di Rimini, bella sul mare, con alcune problematiche. Io direi che per la prima volta si è tentato a Rimini di screditare il nostro patrimonio ideale, culturale e storico, ma è stato un buco nell'acqua. Non ha sortito risultati anche se ci ha messo in seria difficoltà, ma ci è servito comunque per, come dire, guardare al futuro con una certa determinazione e anche con una certa più attenzione e fare le cose per bene. È giusto, Introvigne fa riferimento alle note vicende appunto di Rimini che preferiamo anche non citare in questa sede. Ma anche, torno a dire, da ultimo ma non ultimo, visto i giorni che corriamo e quanto sta succedendo, il secondo incontro con Papa Francesco. Ci ha dedicato un'udienza personale a tutti i presidenti delle sezioni d'Italia all'estero e del presidente nazionale. Anche quello è stato immagino un momento... colgo l'occasione anch'io per formulare ogni migliore augurio e prego anch'io per la salute di Papa Francesco. Certamente, ovviamente ci uniamo tutti quanti. Ci stiamo avvicinando, per così dire, ai giorni nostri. Andiamo a Udine nel 2023. Siamo in collegamento da Udine per una puntata speciale di Penna Nera interamente dedicata alla 94esima adunata nazionale degli alpini. Sta andando benissimo secondo le aspettative, tanto tuonò che piove. Noi l'abbiamo attesa per tanto tempo, non possiamo certo ora lamentare dell'acqua che è comunque abbondante, sono già al terzo cambio in questi giorni. Vabbè. Come sempre noi sempre presenti, abbiamo fatto un concerto venerdì sera a San Daniele del Friuli col Duomo gremito, più di 400 persone. È la seconda che faccio, la prima chiaramente nel 96, a 30 anni del terremoto, quindi quella aveva un valore simbolico ancora molto più elevato. Anche il tempo non ci ha aiutato, ma vedrai che quando parte Vittorio spero che venga fuori il sole. Lei, antesignana, ha realizzato un sacrario dove custodire le bandiere delle sezioni dei nostri combattenti e reduci, le sezioni dei nostri cavalieri di Vittorio Veneto.
E abbiamo voluto mixare le immagini dell'alba, delle voci dal fronte, con poi le immagini della dunata sezionale. Ecco, Introvigne. La dunata sezionale che ha coinciso con il 50° delle celebrazioni del gruppo di Cozzuolo, sorto in quell'edificio adesso denominato alle Rampe, e là abbiamo visto dove i cori, il Coglilana, e là è nato anche quello, il Mesulano, hanno dato vita a quel bellissimo, emozionante, struggente concerto all'alba di quel giorno, ecco, ormai come dire settembrino quasi. Quella adunata sezionale, in particolare nella ricorrenza del 50°, non posso che ricordare anche alla memoria il grande capogruppo Ettore Segat, che ha fatto la storia di quel gruppo. Ma nel 2024 non abbiamo le immagini, però devo ricordare anche che abbiamo pubblicato il primo dei 3 volumi di poesie di cui autore è il nostro associato, il dottor Massimo Neri, volume edito dalla sezione nostra Alpini di Vittorio Veneto, dal nome Sospesi nel tempo, che sono le poesie e foto sui piccoli borghi della Valle Pisina, con lo spettacolo teatrale del Coro Coglilana, mentre invece Sotto questo cielo è dell'anno successivo relativo a Montaner, Rugolo e Sarmede. Quindi ci proietta già Introvigne, a meno che non ci siano altre cose da ricordare del 23, ma mi pare che abbiamo... Le cose fondamentali le abbiamo fatte, abbiamo visto una dunata a Udine particolarmente umida, ecco. Siamo andati a Udine, ecco, dopo l'esperienza di Rimini, ma in terra prettamente alpina, ci siamo sentiti tutti in casa, abbiamo sopportato senza tanti problemi qualche goccia di pioggia. Quella pioggia insistente che per 3 giorni non ha mollato, ma però insomma per gli alpini nulla è impossibile e gli alpini non hanno paura. Arriviamo con l'ultimo contributo video, il 2024. Frontolo, Soligo, Col San Martino, Farra, Masar e avanti. Sono arrivato a Vicenza in 3 giorni, 90 km belli, impegnativi. Pronti per la sfilata? Oh mamma mia, prontissimi, prontissimi, ci avrò 2 giri da fare domani, per cui molto pronti. È che toccherà finire presto stasera, ma quello insomma lo gestiremo in qualche modo. Abbiamo visto veramente penne nere a perdita d'occhio anche ad assistere alla sfilata. Tantissime, tutto lungo il percorso che ho già fatto stamattina alle 9, scortando il gonfalone della città di Vittorio Veneto, ed è davvero un bello spettacolo. Mentre va col cuor tranquillo la valanga può cascare. Si compone di oltre 2600 soci
suddivisi in 19 gruppi alpini. Porta puntate medaglie d'oro importanti come quella di Alessandro Tandura, il primo paracadutista militare della storia. Guardate con quale orgoglio accompagna il proprio labaro sezionale, il proprio vessillo di sezione, il suo presidente, e ne ha ben donde, perché quando si parla della città della vittoria si ricorda una gran parte della nostra storia e si celebra la comunità nazionale. Sono contento di 9 anni che ho vissuto, ringrazio fin da ora tutti i miei collaboratori e è stato bello, è stata un'avventura impegnativa ma che valeva la pena di vivere e di percorrere. In questo Tempio Santo a te Madre noi veniamo, pien di fede e di speranza, come l'angelo ti salutiamo. Ave Maria, Ave Maria, Il riassunto del 2024, la dunata sezionale a Revine Lago, a seguire la dunata nazionale a Vicenza e poi infine Loreto, il primo pellegrinaggio delle penne nere a Loreto, in Trovigne. Grandi bei momenti anche quelli del 2024 e io prendo spunto dal buon Nicola Stefani, lo speaker nazionale, nostro conterraneo di Pieve di Soligo, quando ha fatto riferimento all'onore mio nello scortare il vessillo, direi certo sì, onore, soddisfazione, orgoglio. Orgoglio per rappresentare una grande sezione che ha una grande storia. Alla dunata nazionale abbiamo appunto rappresentato al meglio i nostri valori. La dunata di Vicenza, che è la dunata dei grandi numeri, si parla di 100.000 sfilanti, di 600.000 erotte presenze, di una durata immensa dalle 9 del mattino alle 9 erotte della sera lungo le vie della città, con la nostra presenza, ma poi appunto anche la bella dunata sezionale a Lago, vissuta con intensità, partecipazione, ospiti dell'amministrazione, a cui abbiamo dato grande soddisfazione. Ma poi ancora il primo pellegrinaggio della famiglia alpina a Loreto, la casa, Santa Casa, dove tra l'altro vive ed opera il nostro conterraneo, l'arcivescovo Don Fabio Dalcin, Monsignor Fabio Dalcin, che è delegato pontificio, che ci ha accolti a braccia aperte. Abbiamo con lui vissuto 3 giorni intensamente, uniti anche al raduno del 4º raggruppamento, perché oltre alla celebrazione e all'omelia che ci ha dedicato di grosso spessore e che ho pubblicato integralmente nel nostro periodico annuale L'Alpin del Vittoriese, che merita di essere letta, ecco, ci ha anche accompagnato nel rosario la sera, ma ci ha anche esposto la Madonna sulla piazzale antistante alla Basilica al nostro passaggio durante la sfilata della domenica, cosa che raramente accade. È stato un grande gesto di sensibilità e noi gli dobbiamo sentitamente grazie anche per la devozione che abbiamo verso la Madonna, che noi imploriamo sempre ogni volta che recitiamo la preghiera dell'Alpino e non solo. Beh, insomma, anche il 2024 lo ricorderemo come momenti importanti e significativi, ma io aggiungerei qualche altro passaggio, mio personale esperienze, tra l'altro a livello anche internazionale, nel senso che
ho partecipato al quinto raduno degli alpini d'Europa in Slovacchia, a Poprad e Levoka, un bel territorio che non conoscevo ma che vale la pena di essere visitato, ma poi ancora intorno al fine ottobre, primi novembre, il pellegrinaggio a Milovic di cui ho già parlato prima. Insomma, grandi cose che vale la pena, ecco, così ricordare e tramandare a chi poi verrà a governare e anche a vivere la nostra bella, splendida sezione. Ecco, Introvigne, sento comunque l'emozione nella sua voce, intanto perché abbiamo ripercorso veramente con tantissime immagini, tantissime iniziative che sono state messe in atto nel corso di questi anni. Siamo in chiusura di questa puntata, ci saranno ovviamente i prossimi momenti ufficiali, la relazione, l'assemblea, eccetera, eccetera, però io le lascio lo spazio, insomma, di questi ultimi istanti di trasmissione per ringraziare e salutare i suoi amici alpini. Sì, grazie. Io certo anche con una certa emozione, è vero, insomma, anch'io ho un cuore, al di là della mia a volte apparente durezza, ma sostanzialmente devo riconoscere che ho vissuto 9 anni di grande impegno, di grande soddisfazione, di grande lavoro, che non è frutto mio, ma è frutto di un gruppo di lavoro, di una grande squadra che io devo sempre ringraziare. È difficile far nomi per quel rischio poi magari di tralasciare qualcuno importante, ma soprattutto faccio riferimento ai più stretti collaboratori, ai vicepresidenti, ai vicari, ai segretari, ai tesorieri, ai consiglieri tutti, ai capigruppo, insomma una grande squadra con la quale, ecco, ho fatto un lungo percorso, a cui ho chiesto anche impegno e sacrificio, ripeto, qualche volta sono stato anche fermo nei miei convincimenti, ma poi devo dare atto che almeno i miei riscontri sono tutti positivi, che hanno capito qual era il mio desiderio, il mio spirito, che cosa mi animava e qual era l'obiettivo che tutti quanti insieme volevamo perseguire. E lo abbiamo fatto insieme. Ecco perché ringrazio tutti indistintamente, ma col cuore aperto, e ringrazio anche voi, la Tenda TV, per quando ci è stata vicina, per i servizi che ci ha dato e per quanto ci ha dato la possibilità di portarci dentro le case dei nostri vecchi, di chi non può uscire più e vivere con noi la nostra alpinità. Viva gli alpini e viva l'Italia, viva la città di Vittorio Veneto. Grazie. Introvigne, io la ringrazio a nome mio ovviamente della Tenda TV, ma anche a nome dei nostri telespettatori. La ringrazio per la disponibilità ovviamente che c'è sempre stata nei nostri confronti. Ovviamente a volte le telecamere possono anche dar fastidio, possono creare insomma un po' di trambusto, ma noi con gli alpini ormai da tanti anni abbiamo creato veramente questo rapporto di amicizia oltre che professionale, ecco, che ci permette veramente di raccontare a modo nostro, in maniera molto semplice, come abbiamo visto anche nel corso di queste immagini, tutte le iniziative della sezione di Vittorio Veneto. Quindi ricordiamo che anche Penna Nera è stata un po' una novità degli ultimi anni che abbiamo messo in campo grazie anche a Maurizio Casetta, un lavoro di squadra, una trasmissione che è stata molto apprezzata perché con cadenza periodica ha aggiornato appunto i nostri telespettatori su quelle che erano le novità della sezione. Introvigne, io la saluto, la ringrazio ancora una volta. Le auguro un buon percorso perché ho il sospetto insomma, che ci rivedremo insomma, prossimamente da qualche parte. Intanto si chiude questo capitolo, quindi i nostri migliori auguri da parte ovviamente della Tenda TV e questa volta, per l'ultima volta insomma, la salutiamo in qualità di presidente della sezione ANA di Vittorio Veneto. Quindi... Grazie ancora a voi. Ecco, come ultimo pensiero, lo vorrei, mi viene in mente adesso, dedicare
a un pastore che ci è stato anche vicino, col quale abbiamo avuto buona collaborazione, che poi è il Vescovo Corrado in missione in Brasile, che da questa emittente credo ci potrà ancora vedere e seguire. Quindi grazie, buona fortuna a voi, buona fortuna agli alpini e anche ricordo e ringrazio tutti i vari amministratori, a cominciare dai sindaci, con i quali abbiamo avuto un rapporto e abbiamo ancora un rapporto straordinario di reciproca collaborazione e di rispetto, guardando agli interessi della nostra comunità. Grazie a Francesco Introvigne, presidente della sezione ANA di Vittorio Veneto. Abbiamo voluto ricordare i 9 anni di presidenza e con questo si conclude questa puntata di Penna Nera. Il mio grazie va a Maurizio Casetta, che appunto insieme a me realizza questa trasmissione. E grazie ovviamente a tutti voi, di cui vedete anche una spalla qui, ecco. Grazie a tutti voi per averci seguito, appuntamento alla prossima.